Buonasera a tutti e bentornati nei nostri studi per l'approfondimento serale del lunedì. Questa sera parliamo del comune di Lavagna. Il comune è tornato al voto dopo 3 anni di commissariamento. Una situazione particolare, quella del comune. Il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, c'è un processo che è ancora in corso. Dicevamo i 3 anni di commissariamento, il dissesto finanziario. La domenica 26 di maggio ci sono state finalmente le elezioni che hanno portato un sindaco e con il sindaco questa sera vogliamo parlare per cercare di capire anche quali sono le necessità, le problematiche da affrontare. E lo saluto, Gian Alberto Mangiante. Buonasera. Allora, queste sono ore naturalmente di lavoro per formare anche la nuova squadra. Come sta andando? Quali sono le novità? Le novità sono che domani presenteremo la nuova giunta e sarà immediatamente operativa e pronta a mettersi a disposizione della città. C'è stata la proclamazione, invece il primo consiglio comunale è già stato convocato, quando si terrà? Sì, si terrà venerdì 14 giugno prossimo. Quindi lo segniamo, 14 giugno sarà in serata? Alle 21. Alle 21, perfetto. Presento gli altri ospiti con i quali dialogheremo questa sera. Allora, Giovanni Melandri, presidente del comitato Giù le Mani dal Fiume Entella, buonasera. Buonasera. Loredana Castagnino, presidente del consorzio Centro Storico, benvenuta. Paolo Ferraresi, presidente di Asso Balneari Tiguglio, buonasera. Buonasera. E Roberto Franchini, presidente del comitato Pro Lavagna e del CIVE di Caviborgo. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, intanto volevo chiedere a ciascuno di voi come sono stati questi 3 anni. 3 anni di commissariamento, quindi senza, come dire, anche la presenza di un interlocutore scelto dalla popolazione, eletto. Quindi cominciamo, non so, da Franchini, certo. Che momento è stato anche proprio per le pratiche che vi riguardano? Sono stati anni difficili, bisogna dirlo, sono stati anni difficili perché la presenza di un'amministrazione politica è importantissima per i progetti, i programmi che si devono portare avanti all'interno di un comune. Io mi occupo principalmente di turismo, sono un operatore turistico, mi occupo di turismo da 30 anni, sul campo da una decina d'anni con varie associazioni. E devo dire che appunto il discorso del Comitato Pro Lavagna è proprio nato da questa necessità, dalla necessità di avere un rapporto diretto con la commissione prefettizia che altrimenti avrebbe potuto fare ben poco, non conoscendo il territorio, non conoscendo le situazioni pregresse e anche attuali del comune di Lavagna. È stato importantissimo poter mantenere un rapporto di contatto continuo e anche cercare con una certa sinergia di portare avanti dei progetti che altrimenti probabilmente non sarebbero arrivati da nessuna parte. Uno tra tutti, forse il principale, è la riapertura dell'ufficio IAT del Comune di Lavagna che negli anni precedenti è stato chiuso. L'anno scorso è stato aperto grazie al contributo diretto degli operatori economici turistici del Comune e quest'anno fortunatamente abbiamo potuto attingere una piccola quota dalla imposta di soggiorno che appunto è dedicata, tra le altre cose, anzi la sua imposizione è una condizione sine qua non, la presenza di un ufficio IAT aperto tutto l'anno. Poi vedremo anche su questo quali possono essere anche le possibilità. Ferraresi. Sì, mi associo a quello che ha detto il mio collega, sono stati anni difficili, sono stati anni di restrizioni e di sacrifici soprattutto, si erano fatte delle valutazioni col vecchio sindaco, con la politica, si erano fatti dei programmi, si erano fatti delle idee condivise e diciamo che improvvisamente tutto questo è caduto per i fatti che sono accaduti. Sono state imposte 3 persone diciamo messe dall'alto, 3 tecnici che hanno guardato giustamente solo i bilanci e poco le esigenze della popolazione e degli operatori turistici. Io come balneare diciamo che sono rimasto, io e i miei colleghi siamo stati abbastanza penalizzati dai tecnici perché sono state fatte solo valutazioni tecniche e non valutazioni diciamo più sulla convenienza per la città. Sono stati fatti solo calcoli, meri calcoli e non valutazioni di bene della città. Ecco.
e questo ne abbiamo risentito come categoria soprattutto. Rivolgo la stessa domanda anche a lei, Castagnino, anche il tessuto commerciale della città, insomma, come ha vissuto questi anni? Non sono stati chiaramente anni semplici, abbiamo cercato di comunque creare un rapporto e di costruire un rapporto anche con la commissione prefettizia. Questo era fondamentale, perché comunque se si voleva lavorare e fare qualcosa dovevamo trovare il modo per trovare una strada e un dialogo anche con loro. Non è stato sempre facile, questo è evidente, anche perché noi non abbiamo a volte le competenze che ci permettono di conoscere alcune peculiarità o aspetti. Nel frattempo ci siamo incrociati anche col decreto Gabrielli, che sulle manifestazioni ha avuto un effetto molto importante. E non avendo, trovando diciamo con un po' di difficoltà degli interlocutori che ce lo spiegassero, come dire, che ci facilitassero un pochettino la preparazione, abbiamo avuto veramente dei momenti un po' di difficoltà. Li abbiamo comunque superati, perché poi, come si dice, la miseria raguzza l'ingegno, ci si rimbocca le maniche e tutti si è lavorato tutti alacremente. Sono nati le realtà nuove come Pro Lavagna, il consorzio centro storico, ci siamo adoperati nel nostro miglior modo possibile in base alle nostre forze, e speriamo adesso, come dire, di avere un cammino un pochettino più lineare. Certo. Melandri, poi toccheremo i temi relativi naturalmente al fiume Entella, però come lavagnese anche lei le chiedo come ha vissuto questi anni, a cominciare da questa situazione abbastanza unica nel nostro territorio della Liguria. Sì, diciamo che non ci sono stati un po' del disordine su Lavagna, si vede ed è evidente che è una città abbastanza trasandata per molti aspetti. Per quanto riguarda il discorso fiume è stato affrontato, devo dare atto di questo, anche il problema delle sponde. Uno dei primi atti che ha fatto il commissario D'Attilio neo-insediato era stato proprio un atto per la riparazione delle sponde. Parliamo di 3 anni fa. Però questa situazione è ancora la situazione è rimasta, nel senso che nonostante poi c'è stata un'interlocuzione infinita con Regione, che andava bene, non andava bene, eccetera, eccetera, sembrava, dopo un tira e molla infinito, che ci hanno garantito i commissari che tra marzo e aprile dovevano iniziare i lavori, però siamo a giugno e ci avviciniamo a una stagione pericolosa anche per quello. Ecco sì, adesso questa sera non vogliamo scaricarle addosso tutti i problemi e le varie responsabilità, però vuole essere, come dire, un confronto su alcune tematiche che chiaramente insomma, Lavagna vuole finalmente affrontare. E intanto c'è la questione però del bilancio, è una questione molto delicata e il Comune è in dissesto. Intanto lei ha già cominciato a guardare la situazione del Comune e delle casse comunali? Sì, certo. E che cosa ha trovato, sta iniziando a trovare, se c'è qualcosa da trovare? Allora, intanto però volevo fare una premessa direi molto importante, perché i rappresentanti che abbiamo sentito adesso sono l'espressione di un aspetto civico fondamentale, diciamo, nel nostro tessuto, cioè hanno rappresentato un po' la voce dei lavagnesi, si sono coagulati, ciascuno secondo le loro peculiarità, e hanno cercato di portare avanti un interesse che sicuramente deve essere un interesse per la città, che sicuramente deve essere coltivato, e per noi rappresentano sicuramente delle interlocuzioni che siamo contenti di riprendere ed avere, proprio perché facilitano il discorso. L'insediamento ovviamente di una nuova amministrazione costituisce il loro naturale contraltare, come abbiamo sentito hanno trovato difficoltà ad avere questa capacità o questa audizione da parte nel recente passato, quindi oggi diciamo, la Lavagna ha una nuova amministrazione che è quanto mai contenta di poter essere, diciamo, un loro interlocutore. Venendo alle finanze, appunto, a quello che si può fare. Tema di bilancio chiaramente è un aspetto assolutamente delicato. Sappiamo che la Corte dei Conti a sezioni riunite ha confermato la ordinanza già emessa dalla sezione regionale della relativa Corte dei Conti. Quindi il dissesto è proclamato ed è un fatto acquisito, quindi adesso siamo in attesa che venga nominata l'organismo straordinario di liquidazione. Gli sa come funziona? Quando Dunque, entrerà sì, in attivo? allora semplificando,
è un po' l'equivalente di quello che avviene con un fallimento nel diritto privato, quindi l'organismo straordinario di liquidazione forma una massa attiva e forma una massa passiva. Massa passiva sono tutti quei debiti che fanno riferimento ad una certa data, che comprendono tutti quei debiti di bilancio in oltre 11 milioni che sono stati, quindi tra gli altri, attestati da parte della Corte dei Conti e verranno liquidati sulla base delle disponibilità che comunque la Commissione provvederà ad acquisire, quindi andando a riscuotere i crediti e i residui attivi presenti nel Comune. Quindi sarà una procedura a stralcio, perché ovviamente i debiti sono sensibilmente superiori a quelli che sono i crediti, e l'organismo straordinario di liquidazione si occuperà di quello che è il passato. Certo. Ecco dov'è la gestione, fra virgolette, binaria insieme alla nuova amministrazione. Noi ci occupiamo dal momento dell'insediamento in avanti, dalla dichiarazione di dissesto in avanti, quindi il futuro, quindi la gestione corrente. Viceversa, l'organismo straordinario di liquidazione si occupa di quello che è il passato. Gestione corrente, quindi da quest'anno praticamente si riparte, poi lavorerete in parallelo, però voi potrete contare su quello che è il 2019. Sì, da quest'anno si riparte, è un po' eufemistico, nel senso che è vero, sì, si riparte, è vero, questo non riguarda, diciamo così, sezioni a stralcio o pagamenti parcellizzati di quelli che sono i debiti, però ovviamente l'operatività è circoscritta a quelli che sono gli impegni presenti nel bilancio, quindi quelli che sono gli assestamenti che sono stati effettuati dalla Commissione, gli accantonamenti che sono stati previsti nell'ultimo bilancio approvato, sono quelli a cui noi dobbiamo attenerci e dobbiamo proseguire rigidamente nell'ambito di questo stretto perimetro operativo. Ecco, lei si sente contento di come sono andate le elezioni? Due dati per riflettere, quello dell'affluenza 62,82%, forse un pochino bassa rispetto a quello che ci si poteva aspettare da Lavagna, 27% invece quello che ha ottenuto lei dalle elezioni. Come la vede questo? Guardi, intanto la percentuale dei votanti è superiore a quello che è la media delle medie europee, quindi questo è già un dato importante. Certo, magari dopo tanto tempo ci si poteva attendere che i lavagnesi magari volessero essere più coinvolti nell'ambito del voto, e questo poteva essere una lecita aspettativa. Sul tema del 27% secondo me è un ottimo risultato, considerando il fatto che le liste unico caso in tutti i comuni al di sotto del 15.000 abitanti, e quindi dove non è previsto il ballottaggio, è un fatto unico per quanto riguarda Lavagna, per cui è una percentuale assolutamente diciamo compatibile col numero delle 5 liste. D'altro canto, poi giocando a calcio, uno può vincere al 90° su autogol e fa quasi più piacere che vincere 6-0. I 3 punti sono assicurati e il resto serve solo a rosicare un po' di più o un po' di meno. Vediamo allora i temi principali che riguardano la città. Iniziamo da Ferraresi. La mareggiata intanto vi ha colpiti anche in un momento di particolare difficoltà, però c'è tutta la situazione del fronte mare, spiagge, pennelli, immagino che c'è tutto un po' da rivedere. Ecco, le farei dire questo. Sì, certo, ecco. Noi viviamo una situazione direi paradossale, siamo soggetti continuamente a continue mareggiate di intensità devastante, sono cambiate le correnti, sono cambiati i livelli dei mari, quindi le difese che abbiamo ora sono difese antiche, vecchie, non reggono più, distrutte, semidistrutte. E diciamo che la mareggiata che c'è stata il 29 e il 30 di ottobre è stata una mareggiata, non dico inaspettata, però c'erano le premesse per poter fare qualcosa. Tant'è vero che noi come associazione ad aprile scorso avevamo fatto una lettera alla Regione e al Presidente Toti che era cambiato tutto, stavano cambiando le correnti, stavano cambiando le situazioni. Faccia conto che i mari in
queste mareggiate si alzano i livelli dei mari e le onde camminano sopra e quindi hanno una potenza devastante che prima non c'era. Ci sono meno mareggiate ma più forti, di più forte intensità. Quindi che cosa bisognerebbe rivedere lì? Bisognerebbe rivedere l'aspetto delle difese. Le difese cosa consistono? Nell'avere nei pennelli, raddoppiare la lunghezza dei pennelli di difesa e costruire delle dighe soffolte parallele alla linea di costa che possono trattenere il materiale che le onde trasportano, non fare uscire il materiale, diciamo. Queste sono le principali, e poi dei ripascimenti abbastanza più strutturali. Nel senso, si parlava di sorbone. I sorbone sarebbero delle tecniche di sparare direttamente il materiale, la sabbia, dai fondali e sparare direttamente in riva. Ecco, si capisce l'urgenza dell'intervento, purtroppo però la stagione turistica, almeno per quest'anno, sta iniziando di nuovo, quindi siamo ancora molto in ritardo. Certo, quello che mi allarma è il fatto che abbiamo le spiagge che sono in condizioni pessime, si stanno sempre di più riducendo e come mi dice il neosindaco non ci sono soldi da spendere e sono molto preoccupato di questa cosa qua. Mi chiedevo cosa si può fare per le spiagge, perché penso che sia la principale risorsa economica di Lavagna. Il turismo si fonda sul turismo balneare a Lavagna e quindi bisogna cercare di preservarlo e di svilupparlo sempre di più, anche perché siamo tutte imprese familiari che creano lavoro, che danno lavoro a molte persone. Proviamo allora a girare la domanda al neosindaco, vediamo che cosa si può fare, che lavoro si può iniziare a fare. Allora, sul fatto che le imprese balneari siano il centro, il volano attrattivo per quanto riguarda il turismo, io sono sempre stato assolutamente d'accordo e favorevole. D'altro canto pensiamo soltanto che Lavagna è l'unico comune che ha una spiaggia così estesa e così in grado di recepire turisti bagnanti nella stagione estiva. Certamente avete sentito che gli interventi che sono stati proposti, su cui io assolutamente condivido, sono tutti interventi di carattere straordinario che quasi prescindono all'intervento da parte del Comune perché devono essere realizzati attraverso l'intervento di enti pubblici sovraordinati, quali soprattutto la Regione che ha la competenza per quanto riguarda questo aspetto. Noi però già con la giunta di domani presenteremo il nuovo assessore all'urbanistica che già si era occupato di piani del demanio e piani di bacino proprio perché vogliamo riporre questa attenzione, vogliamo porre l'attenzione su questo aspetto in modo che torni a essere centrale. Certo la stagione estiva ormai diciamo praticamente è iniziata, per cui anche soltanto un ripascimento parziale che potrebbe forse trovare diciamo un parziale assestamento, perché questo è consentito per la manutenzione ordinaria, potrebbe trovare luogo, però di fatto andrebbe sicuramente a intralciare l'attività operativa delle imprese, quindi non è pensabile e sarebbe irrealizzabile. Certamente dobbiamo attendere il termine di questa stagione cercando di fronteggiare come è possibile le esigenze e le priorità che si vengono a creare e immediatamente cominciare nel prossimo mese già di settembre-ottobre col termine della stagione a partire perché la prossima stagione ci possa trovare almeno sul discorso del ripascimento delle spiagge senz'altro avanti come lavori. Tanto è un tema che è molto sentito, ci scrivono anche da casa, per esempio una spettatrice Simona scrive: le spiagge a Lavagna per esempio non hanno ancora le scalette per accedere, le docce, mi sembra una cosa assurda anche se la stagione inizierebbe il 15 giugno, lo scorso weekend la spiaggia però era piena di gente e i servizi mancavano, la leggiamo anche sulle impressioni. Se posso intervenire su questo aspetto, abbiamo già segnalato immediatamente all'ufficio tecnico di intervenire e entro il prossimo weekend questo aspetto sarà sicuramente sistemato. Quindi c'è una consapevolezza diciamo maggiore di questa situazione? Assolutamente sì, abbiamo
cominciato già proprio a fare sopralluoghi e accessi per vedere dove immediatamente intervenire per poter, per quanto possibile, cercare di diminuire il disagio che purtroppo qualcosa di viene fondamentale sono gli accessi alle spiagge, perché i sottopassi non sono veri e propri sottopassi, ma sono veri cunicoli, e quindi la pulizia e la sistemazione sono in uno stato di degrado, quindi su tutto il percorso da Lavagna a Cavi. Adesso lo stanno sistemando. La settimana scorsa ho visto che c'erano degli operai che stavano sistemando, cioè sistemando nel senso della pulizia, perché prima c'era un degrado di pulizia incredibile. Prima stanno entrando adesso loro, però devo dire che devono essere sistemati. Ci sono delle situazioni veramente di degrado veramente elevato. Oltre al degrado, se posso intervenire, esiste anche un altro aspetto, esiste che questi accessi al mare praticamente sono veri e propri cunicoli, neanche forse ad altezza d'uomo normale, tanto è vero che spesso occorre addirittura percorrerli piegati perché l'altezza non lo consente. Quindi questo è un aspetto che il mare quasi non viene percepito nella sua bellezza. L'accesso è veramente complicato, penso a persone che possono avere delle disabilità, quale difficoltà trovano per poter accedere al mare. Questa è una cosa che assolutamente deve essere intervenuta, perché non è più tollerabile in alcun modo. Perché anche la cartellonistica è insufficiente, cioè la gente arriva, non sa dove andare, come sistemare, dov'è, che punto è. Queste sono tutte decisioni da prendere, anche perché la stagione turistica praticamente è già iniziata, e volevo far intervenire appunto anche su questo Franchini. Dal punto di vista turistico Lavagna ha arretrato in questi anni, bisogna riprendersi come? Queste situazioni che sono state evidenziate ora sono situazioni che non sono più consentite all'epoca in cui stiamo vivendo, perché in realtà questi cunicoli di cui si stava parlando sono delle veri e propri scarichi delle acque meteoriche, quindi l'accesso è anche un accesso condizionato dalla agibilità degli stessi sottopassi, perché se noi fossimo in una condizione di allerta meteo, questi sottopassi vengono chiusi ovviamente dai vigili urbani, perché c'è una ordinanza di chiusura. Quindi qui c'è da fare un discorso sostanziale, bisogna andare a interessare gli enti come le Ferrovie dello Stato, come l'ANAS, che sono in realtà i proprietari di questi sottopassi, e il Comune deve in qualche modo accorparli al demanio proprio e quindi poi agire di conseguenza e renderli più aggradevoli, e soprattutto fare in modo, come diceva giustamente il sindaco, il zomangiante, fare in modo che questi sottopassi siano veramente utilizzabili, ma utilizzabili da tutti, non solo da dei ginnasti o da persone giovani, siano utilizzabili da tutti i fruitori delle spiagge. Sindaco? Assolutamente d'accordo, teniamo conto che questi cunicoli passano sotto la rete ferroviaria, quindi l'intervento è da coordinare e da rendere strutturale con quest'ente. Facevo presente e mi richiamo a quando dicevo che molto spesso, e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, il turista non percepisce la presenza del mare e come tale la sua bellezza. Uno è, per esempio, si trova nella piazza davanti al comune, che quindi è in linea d'aria a 150 metri dal mare, ma non ne percepisce la presenza e la bellezza. Quindi occorrerebbe anche creare una forma proprio agevolata di accesso al mare, facendone percepire, diciamo, la sua presenza, la sua bellezza, e quindi poter accedere liberamente e per godere di tutte le bellezze che giusto gli stabilimenti balneari sono in grado di offrire ai turisti. E invece come tessuto commerciale, Castagnino, quali sono le necessità, comunque le problematiche anche che state vivendo e che si possono portare all'attenzione della nuova amministrazione? Allora, a livello commerciale, diciamo, c'è un po' una crisi, direi, nazionale se non internazionale, che, come dire, tutti che viviamo. E in questo i commercianti in questi anni hanno cercato comunque di tenere duro, di cercare di offrire le proprie peculiarità nel miglior modo possibile. Sono sorte tantissime realtà ristorative o gastronomiche che hanno arricchito un po' il tessuto sociale, il tessuto commerciale. D'altra parte qualche attività cede le armi perché, come dire, in questi periodi non è così facile continuare il percorso lavorativo.
alcune realtà hanno chiuso, questo a noi dispiace tantissimo, ogni serranda che vediamo abbassata è veramente una spada nel cuore. Ecco, perché a Lavagna ci sono tanti negozi storici, comunque che fanno parte di un tessuto. Sì, i negozi storici resistono, qualcheduno chiaramente magari perché raggiunge i limiti dell'età lavorativa o comunque per scelte eccetera, magari lascia l'attività. Purtroppo spesso non subentra un'altra realtà di tipo locale, abbia una tipicità locale, una peculiarità, ma spesso subentrano un po' questi negozi, che non saprei neppure definire, di chincaglierie assortite, che non rendono un servizio alla realtà commerciale, dando una tipicità, dando veramente un servizio sia ai cittadini lavagnesi sia ai turisti o alle persone che vengono. Dice tutelare le piccole attività, così dall'altra anche richiamare un pubblico che abbia il desiderio di venire a Lavagna. Forse, non so se sarà possibile creare proprio un piano per il commercio in modo da evitare questi grandi spazi spesso diciamo a questo tipo di commercio che non ha una sua caratteristica, una sua peculiarità. Ecco, Sindaco, questo è possibile, lavorare a questo piano anche guardando anche le risorse? Allora, la rappresentanza dei commercianti ha toccato due aspetti che mi fa piacere riprendere sicuramente. Allora, il primo è quello della crisi generale del commercio. Qui noi subentriamo in una stagione già praticamente definita a livello di eventi e manifestazioni, perché il portare persone sul territorio di Lavagna è il primo aspetto, perché la presenza poi porta a girare tra le bellezze della città e di conseguenza anche a utilizzare quelle che è l'offerta commerciale dei negozi. Quindi cercheremo, sempre nell'ambito di quelli che sono gli eventi su cui mi richiamo a quanto dicevo prima, non c'è possibilità di andare a intervenire economicamente da parte della nuova amministrazione, di creare eventi a costo zero o quindi praticamente facilitare la possibilità di portare persone costantemente con iniziative magari variegate sul territorio comunale. Cercheremo, questo magari è un tema che riprenderemo dopo, di destagionalizzare il più possibile, perché se è abbastanza più semplice far rilevare presenze nella stagione estiva, il complicato è farle invece arrivare nella stagione magari invernale o nelle stagioni di mezzo, dove è più difficile, e questo andiamo a supporto delle attività commerciali. Però il secondo aspetto che invece a me interessa molto è quello del piano del commercio. Io concordo che il centro storico deve avere una propria identificazione, una propria fisionomia, e quindi il recupero di quelle che sono le peculiarità del nostro artigianato, del nostro commercio, la vendita dei nostri prodotti. Poi parleremo sicuramente dei prodotti della Piana dell'Entella, che sono prodotti e primizie che assolutamente devono trovare una loro giusta collocazione. È sicuramente un aspetto da salvaguardare e privilegiare. Per questo uno dei primi interventi sarà proprio nell'andare a inibire la possibilità che quei negozi che la responsabile ha definito di chincaglieria, ma effettivamente ha reso chiaramente l'idea di che cosa stiamo parlando, possano snaturare invece un centro storico che deve mantenere inalterato quello che è la propria fisionomia e la propria antichità, che è una delle caratteristiche fondamentali del comune di Lavagna. Torniamo dopo anche sulla questione commercio. Melandri, c'è un tema specifico che riguarda Lavagna, che è la questione delle sponde del fiume Entella, lei lo diceva prima, e quello della cosiddetta diga per figli. Partiamo intanto da questo. C'è una situazione che è ancora in corso, e di cosa c'è bisogno? Innanzitutto siamo appesi a questo ricorso presentato al Tribunale Superiore delle Acque, di cui aspettiamo probabilmente anche abbastanza imminente la sentenza. È passato un anno esatto. Siamo già leggermente oltre un anno, il che quindi dice dei tempi che potrebbero essere già maturi, tanto più che purtroppo enti sovraordinati non ci hanno dato una mano a venire a capo in questa faccenda. Sappiamo che ancora ultimamente, in base
ai soldi cospicui dati dal Ministero alle regioni, una parte, 720.000 euro aggiuntivi, sono stati dati proprio per sbloccare il discorso di Caperfigli. È questo che ci rende particolarmente, insomma, la necessità comunque di dover fare presto ad intervenire o quantomeno far sentire una voce con supporto comunale in questo contesto, perché è chiaro che nel momento in cui dovesse partire una gara, sì, si potrà chiedere forse una sospensiva, però eventualmente si potrebbe anche determinare un danno erariale, comunque sarebbe comunque più complicato un iter e rischieremmo di non affrontare nel modo adeguato le problematiche, perché non è che non ci siano problematiche dal punto di vista del rischio idrogeologico legato al fiume Entella, ma non sono queste, sono altre e vanno affrontate in un altro modo. Su questo bisogna proprio incominciare a ragionare, però avendo questa spada di Damocle sopra la testa, la prima cosa che bisogna dire è no, perché se no, se parte quello, parliamo già di una vicenda molto diversa. Certo. Ecco, Sindaco, si può dire no e come farlo soprattutto? Ci sono, se ne è parlato in queste settimane, delle delibere di Consiglio Comunale di alcuni anni fa. Si può intervenire su quello o forse la strada è un'altra? Lei cosa ne pensa? Allora, anche qui ci troviamo di fronte a un procedimento amministrativo, ahimè, molto avanzato e su cui Lavagna è uno dei compartecipi, ma certamente non è l'unico e purtroppo qui, come tante altre cose, si arriva quando, diciamo, i buoi sono praticamente scappati. Oggi ci si attacca a questa sentenza del Tribunale delle Acque, che noi abbiamo già detto anche in campagna elettorale che effettivamente poi coadiuveremo nel caso di un eventuale esito negativo il comitato, perché ne condividiamo assolutamente le finalità che si sono prefissati, andando a cercare di interrompere questo iter. Però anche qui dal punto di vista operativo credo e siamo assolutamente certi che la diga per figli così come strutturata non serve, anzi è sicuramente un danno importante che arreca sicuramente un pregiudizio ad una peculiarità importante che invece deve essere recuperata per altri aspetti, soprattutto di natura commerciale, quale la piana dell'Entella, e gli interventi che mettono in sicurezza sono assolutamente altri, non certamente quello di costruire un muro equivalente forse per dimensioni a quello di Berlino, alto 4 metri, che è un ostacolo visivo alle persone e di fatto non certamente né elimina ma neanche mitiga il pericolo di un'esondazione da parte del fiume Entella. In ogni caso c'è un primo atto che lei pensa di poter fare? Cioè basta dire no come comune o bisogna allargare la rete anche, come dire, allora, sicuramente esiste in chiave politica il cosiddetto contratto di fiume che dovrebbe andare ad allacciare tutti i comuni che si affacciano sull'Entella e di conseguenza già avrebbe a livello regionale un altro impatto, soprattutto perché non è Lavagna che strepita e grida soltanto di non costruire questo obbrobrio che nulla ha a che vedere con la tranquillità dell'operazione, ma avrebbe la finalità di rendere finalmente omogeneo diciamo, questo grido di allarme. Da quanto si è sentito anche in altre campagne elettorali di comuni che erano come noi interessati, non tutti sono così allineati come Lavagna in prima linea e questo certamente fa un po' fare alla fine dei capponi di Renzo che si beccano fra di loro i comuni e si perde di vista che entrambi stanno andando a morire come capponi e quindi la costruzione ahimè, di questo obbrobrio è abbastanza sì, è chiaro che è una cosa urgente, bisogna intervenire presto, come diceva Melandri, i tempi sono già stretti. Assolutamente d'accordo su questo, noi siamo allineati sugli interventi che sarebbero da proporre per cercare di intervenire, fermo restando che mi sembra che siamo veramente tanto avanti e comunque attendiamo con particolare attenzione l'esito di questa sentenza che potrebbe anche avere un effetto particolarmente importante. Melandri, cosa ne pensa di queste risposte?
Sì, certo, la situazione è questa. Un primo passo potrebbe essere, noi sappiamo che i terreni nelle vicinanze del fiume, oltretutto in base al vecchio PUC, sono considerati in prevalenza aree fabbricabili, che chiede comunque, si sa che i tempi del PUC non sono brevissimi, però di pensare anche a un modo del tutto diverso, anche perché riconoscere il valore della piana, già riconosciuta come un SIC, ma dare questo valore ulteriore è anche un modo per fare sentire una voce diversa, anche perché bisogna dire che nel corso degli anni è cambiata la consapevolezza rispetto a questo territorio. Questi sono progetti che nascono nei primi anni 2000, quando la cultura è del tutto diversa rispetto a quella di oggi. Per cui, secondo me, se ci fosse un'azione anche politica meglio coordinata e meglio articolata, il buon senso farebbe sì che si trovino le strade più opportune per risolvere il problema. E poi ci vorrebbe anche un progetto alternativo che forse in questo momento non c'è. Lei parlava però di qualche idea sulla piana. Allora, il progetto di cui parlava il signor Melandi sicuramente in chiave politica è quella che avevo individuato. Quello a cui faceva riferimento è, e su questo ci siamo già dichiarati assolutamente favorevoli, di dare invece e mantenere una destinazione agricola per quei terreni su cui invece noi ritenevamo potessero essere effettuate interventi proprio di carattere agricolo, economico, per andare a recuperare quelle che sono le peculiarità di prodotti che sono sicuramente coltivabili in quella zona e che costituiscono senz'altro una peculiarità. Pensiamo a quello che al giorno d'oggi è stato, diciamo, l'evoluzione del food nel nostro quotidiano dal punto di vista commerciale. Le televisioni abbondano soltanto di programmi di cuochi, di aspiranti cuochi, di piatti, di tutto questo aspetto che solo 20 anni fa non esistevano, e invece oggi è andato a riscoprire un aspetto che noi vogliamo portare e che sarebbe quella parte, diciamo, di destagionalizzazione che sicuramente anche con mercatini enogastronomici mirati fuori stagione. Il cavolo di lavagna per esempio è una peculiarità che viene diciamo, si sviluppa col grande freddo e quindi particolarmente apprezzato, potrebbe costituire, diciamo, quell'attrattiva sul territorio che potrebbe portare persone a frequentare il territorio lavagnese anche fuori dalla stagione estiva. È la famosa destagionalizzazione, esatto. Vi faccio vedere adesso 2 o 3 messaggi che sono arrivati da casa, più o meno il tema è lo stesso, li vediamo insieme e poi magari li commentiamo con i nostri ospiti. Intanto la prima, Serena, scrive: la città versa in condizioni pietose, è sporca, tenuta male, la raccolta differenziata non funziona bene, magari a causa di quella fetta di persone maleducate. Il decoro urbano e la pulizia sono semplicemente cose basilari, ordinarie, sinonimo di civiltà. La vediamo anche in video. Ne vediamo un'altra. Vorrei segnalare al neosindaco la condizione del torrente Fravega nella zona che porta a San Bernardo. È molto sporco, con erba alta, spazzatura sul greto. La passerella accanto è stata oggetto di scritte da parte di vandali, così come i muri adiacenti. Inoltre la via mulattiera è luogo di incontro dedito al consumo di sostanze stupefacenti. Quindi sono domande che stanno riguardando più l'aspetto di pulizia, di mantenimento, insomma, della città, quello che dicevamo un po' all'inizio. C'è un altro messaggio. Alessandro dice: l'illuminazione in città non è un granché, i LED sono performanti dal punto di vista economico ma non danno un buon servizio, illuminano la sede stradale ma non le zone circostanti. Non si potrebbe fare qualcosa? Eccolo là, le abbiamo messe insieme che più o meno il tema toccato è uguale. Allora, prima di farla rispondere, farei un attimo in giro degli ospiti. Iniziamo anche dalla Castagnino. Che situazione effettivamente c'è di decoro urbano, di pulizia? Cosa sulla notate? Pulizia veramente è un tasto dolente della nostra città, con l'inizio della raccolta porta a porta, oppure per alcune situazioni tipo il centro storico che ci dovrebbe essere punti di raccolta, la situazione è in degrado. Via Dante, centro storico, cuore della città, Basilica di Santo Stefano, il punto di raccolta è Piazza della Meridiana, che sarebbe il dietro della palestra. Lì la situazione è veramente pessima, ma come sarà in altre parti della città che magari non frequento.
Intanto tornare a una sensibilizzazione secondo me ai cittadini, cioè magari un messaggio di rieducazione dell'importanza, della bellezza del nostro territorio, però siamo i primi a doverlo tenere bene. Non so in quale forma, in quale modo, però si potrebbe almeno provare questa strada come prima chance. E poi telecamera e poi conseguente sanzione, perché ci sono veramente... Su questo tema ci tengo particolarmente, però io vedere i sacchetti abbandonati non nel cestino, nell'apposito cestino, questi cumuli, a volte anche le realtà commerciali, è chiaro che producono, soprattutto le realtà ristorative, producono cumuli di materiale, perché basta che puliscano il pesce, hanno un tot di cassette di polistirolo o quant'altro, abbandonate in mezzo alla piazzetta, cioè depositate in mezzo alla piazzetta in attesa della raccolta, non fa un bel vedere. Quindi io rivedrei, se sarà possibile, il sistema della raccolta, soprattutto per le realtà commerciali che sono i grandi produttori. Diciamo, secondo lei da quando questa situazione è diventata insostenibile? Diciamo che all'inizio forse la gente era un po' più attenta, perché dopo tutti i vari incontri con la ditta che gestisce la raccolta eccetera, pian piano è andata a degradare, diciamo, è andata peggiorando. L'altra soluzione secondo me, anche non solo sul punto di vista della deposizione della spazzatura, sono le telecamere, perché se uno si sente controllato evita di conferire in maniera errata. Ferraresi, su questo? Sono pienamente d'accordo con la mia collega, abbiamo una situazione di abbandono della città. Io penso che la pulizia della città e il decoro urbano sia fondamentale per avere un turismo di elite, un turismo trainante. Ci sono situazioni a Lavagna, tipo le aiuole, sono completamente abbandonate con l'erba altissima, la spazzatura ovunque. Io mi chiedo se esiste un comune, se è esistito, perché non voglio fare polemica, ma è la situazione reale. Perché è quello che si vede in città. Quello che si vede in città. Io vedo tra Sestri e Chiavari c'è completamente uno stacco, sembra un altro paese, un'altra nazione. Siamo indietro anni luce, dobbiamo recuperare questo gap. Ora non si chiedono voli pindarici, ma basta l'ordinario, fare bene l'ordinario, sindaco. Ecco, le chiediamo questo. Le faccio vedere un'altra domanda che arriva da casa, diventare una riflessione. La cosa principale per il rilancio turistico e economico di Lavagna è fare la passeggiata a mare al più presto, anche se alcuni stabilimenti balneari sono contrari. Ora, non è vero che gli stabilimenti balneari sono contrari, anzi è una risorsa per Lavagna. Però è vero che la passeggiata effettivamente in questo momento è una situazione di degrado, anche dopo la mareggiata. Allora, innanzitutto fare una passeggiata a mare in queste condizioni, senza difese a mare, è un suicidio, perché noi siamo i primi e la passeggiata verrebbe distrutta subito. Fare un lavoro per poi rifarlo, dici. Certo, hanno fatto un pezzo di passeggiata, continuano continuamente a rintuzzarla, perché si continua a distruggere, i pennelli vengono completamente distrutti, e quindi bisogna creare le condizioni per la difesa della costa. Quindi quando si hanno le condizioni di sicurezza, allora sì che si può parlare di passeggiata a mare. Noi siamo i primi a volere una passeggiata a mare. Ci sono situazioni critiche che chiaramente vanno discusse con l'amministrazione, perché ci sono degli spazi un po' ristretti e che bisogna che siano concordati con l'amministrazione. Certo. Chiaramente adesso in queste situazioni parlare di una passeggiata a mare quando mancano le difese a mare è come parlare di utopia, ecco. Ecco Franchini, questo ho capito è il biglietto da visita in questo momento della situazione. In questi anni è venuto meno il numero dei turisti che sono venuti a Lavagna o è aumentato il numero delle critiche forse? Esattamente, cioè, diciamo che in queste ultime annate non è che abbiamo visto una discesa da parte delle utenti del turismo su Lavagna. Sicuramente non sono mancate le proteste e le critiche per la situazione che la città stava vivendo in questi ultimi anni. Quello che hanno detto sia Ferraresi che la Castagnino sono cose sacrosante, nel senso che il discorso della raccolta dei rifiuti
Personalmente non ha mai funzionato, cioè è sempre stata una raccolta molto raffazzonata, la raccolta viene effettuata a spot, non vengono mai seguiti i giorni di raccolta previsti dal calendario. Sicuramente ci sono delle situazioni di maleducazione da parte degli utenti stessi che magari espongono i bidoni in orari non consentiti, quindi però io opero su Cavi Borgo e la piazza principale del borgo, che dovrebbe essere il biglietto da visita per noi, dove facciamo tutte le manifestazioni, abbiamo i monumenti alla spazzatura, cioè abbiamo i punti di raccolta sono nella piazza principale del borgo. Questo non è possibile, cioè in un paese, una città turistica che vuole fare del turismo la sua risorsa e la sua motivo di vita, queste cose qui non devono assolutamente esistere. Poi mi rilaccio brevemente a quello che è stato detto prima per il discorso dell'Entella. Ovviamente siamo tutti d'accordo con quello che ha detto il rappresentante del comitato e con quello che ha detto il sindaco. C'è anche un'altra cosa da cui tenere conto: la foce dell'Entella è attualmente totalmente insabbiata e questo migliaia di metri cubi di sabbia che non hanno possibilità di sbocco se non vengono portati via con delle macchine potrebbero essere la risorsa che noi cerchiamo per le spiagge, cioè per ridare finalmente l'ampiezza che si chiede alle spiagge, per dare quelle protezioni che poi ci permetterebbero di fare tutti i lavori che sono stati prima, passeggiata a mare e quant'altro. Quindi le cose noi le dobbiamo trovare sul nostro territorio e soprattutto dobbiamo finire di seguire delle direttive che ci portano a sbattere. Assolutamente. Volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la raccolta differenziata. Con la raccolta differenziata il servizio è peggiorato e paradossalmente sono aumentate le tariffe dello smaltimento dei rifiuti. Sono ai massimi, sono state deliberate delle aliquote delle tariffe massime che ci ammazzano totalmente. E questo non si capisce, peggiorato il servizio, aumentato il costo. Ci sono tanti spunti di riflessione. Sindaco, cosa possiamo rispondere? Ecco. Allora, partiamo dall'ultimo aspetto. Le tariffe sono aumentate perché purtroppo il dissesto trascina con sé questa disposizione che per 5 anni le tariffe e le aliquote devono essere applicate in misura massima. Comunque concordo senz'altro che il servizio è certamente peggiorato. Il servizio è peggiorato ed è svolto però sulla base di un contratto, quindi questo contratto con la ditta appaltatrice effettivamente loro dimostrano di svolgere pedissequamente secondo quello che è previsto il contratto e di conseguenza è difficile andare a stravolgere quello che è stato un contratto oggetto di bando sulla base del quale la ditta interviene. Contratto che dura fino a quando? Dura ancora un paio d'anni. Dal punto di vista però operativo noi abbiamo già visto degli interventi da poter effettuare. Allora sicuramente uno è già stato individuato, cioè nel momento che arriveranno i 240.000 euro a disposizione, messi a disposizione dal Ministero degli Interni per poter allestire delle telecamere, questo è un primo deterrente perché oggi praticamente il soggetto che o conferisce in giorni errati o contravviene alle disposizioni è impunito. Quindi allora se uno è impunito si sente in dovere di farlo quando meglio gli garba e così non è, perché il senso civico richiamato purtroppo non è certo quello che fa agire la maggior parte delle persone che conferiscono in questa maniera impropria. Quindi le telecamere sicuramente, dove si associa l'illecito ad una contravvenzione, effettivamente costituiscono uno stimolo che peraltro non è ancora sufficiente perché esiste tutto un problema, uno di contenitori che sono assolutamente inaccettabili così come sono, rotti, sporchi, mal distribuiti, un problema di conferimento. Anche questo noi abbiamo previsto eventualmente di trovare 3 siti dove fosse possibile conferire H24 in modo da andare a evitare che ci fossero delle persone che debbano tenersi magari il sacchetto dell'umido attendendo il giorno e l'ora adatta per poter andare a conferire magari con la casa maleodorante per questo sacchetto che allora viene conferito ad uso e consumo proprio. E quindi questo è un altro aspetto su cui vogliamo intervenire.
vorrei immediatamente togliere quel trasbordo impensabile che avviene al Parco Tigullio, che dovrebbe costituire una peculiarità, anzi costituisce una peculiarità per il comune di Lavagna, e lì si vedono questi veicoli che sono adibiti al conferimento, che maleodoranti, gocciolanti di umido, conferiscono questa spazzatura sotto gli occhi dei turisti e sotto gli occhi di tutti coloro che passano sulla via Aurelia. Qualche piccolo intervento si può pensare. Qualche piccolo intervento anche di carattere straordinario. Uno, per esempio, l'ho richiesto per la manifestazione che c'è stata lo scorso sabato e domenica, che venisse fatto un passaggio straordinario per cercare di evitare quelle montagne di spazzatura che si accumulano magari dopo una manifestazione, che invece dovrebbe attrarre nel centro delle persone, che d'accordo le attrae, ma cosa vedono? Monti di spazzatura, monti di rumenta, che di conseguenza non è certamente un biglietto da visita presentabile. Quindi tutto quello che gli operatori hanno detto è un aspetto assolutamente reale, concreto, veritiero. Noi lo conosciamo perché Lavagna la frequentiamo, e cominciamo a intervenire, fermo restando che anche lì, forse è una litania già sentita, però interveniamo su qualche cosa che è abbastanza concretizzato, vedasi il contratto, su cui forse i margini operativi sono un po' risicati, però rendendoci conto di quello che è il problema, senz'altro ci adopereremo almeno per andare a contenere questo porta a porta, che poi di fatto porta a porta non è. Ecco, diciamolo francamente, questo è... Castagnino, sì. Non interrompere il sindaco assolutamente, però secondo me il porta a porta deve essere porta a porta, non deve essere porta in piazza, perché non funziona. Okay. Vediamo un'altra domanda. Parlava prima di telecamere. Mesi fa era uscita la notizia dell'installazione di un certo numero di videocamere sul territorio urbano. Avevo fatto una segnalazione di posa di una videocamera in una zona dimenticata del territorio, la salita che va a San Bernardo. Rinnovo la richiesta sperando in una risposta positiva, che finora non c'è stata. Adesso diciamo i 240.000 euro sono stati appena deliberati e inseriti nel piano sicurezza da parte del Comune, da parte del Ministero, scusi. Qui concorderemo con le forze dell'ordine sul miglior posizionamento di queste telecamere, anche per andare a rispondere alla domanda precedente sulla parte del San Bernardo, che aveva delle problematiche per quanto riguarda delle presenze non gradite. Di conseguenza cercheremo di coprire la zona più vasta di tutto il territorio comunale, e mi sembra che il numero delle telecamere che sono previste consenta sicuramente un intervento diciamo rassicurante. Un'altra domanda veloce che arriva da casa: cosa intende fare il nuovo sindaco in merito ai piani di bacino, in particolar modo per il torrente Fravega, la cui conformazione impedisce qualsiasi intervento urbanistico? Qui praticamente ho già risposto prima, nella scelta del nuovo assessore all'urbanistica, che aveva predisposto piani di bacino, perché è una tensione che noi poniamo assolutamente su questo aspetto, e quindi non partiamo da zero, ma riprendiamo già un lavoro che era stato effettuato e che cerchiamo di porre immediatamente in esecuzione. Un'altra domanda interessante, Mario chiede quali sono i progetti per l'estate turistica 2019. Allora, i progetti sono sicuramente, e qui chiudo circolarmente il cerchio che si è iniziato, cercare di collaborare, perché così non possiamo far altro che questo, con le associazioni che si sono prodigate, e di presentare dei progetti, di porli in atto e quindi agevolarli nel loro svolgimento. Noi cercheremo sicuramente da parte nostra di creare quegli interventi in corsa, come dicevo, nel miglior modo possibile, a costo zero praticamente, perché questo è quello che ci consente la struttura del dissesto finanziario, e finalmente poi poter programmare subito dopo
diciamo, la stagione estiva, aderendo e magari andando al traino di altre associazioni. Ne ricordo una per tutte come Liguria Together, che è l'associazione che sicuramente raccoglie gli albergatori e che quindi partecipa a tutte le mostre in tema di turismo, dimostrando e volendo rappresentare che il comune di nuovo c'è, finalmente in grado di essere, se non altro propositivo, almeno presente, e di voler contare nel momento che questo sarà possibile. Ecco, senza l'interrompo, Franchini, questo di andare anche fuori può essere una strada? Assolutamente. Il turismo italiano in questi ultimi anni sicuramente si sta dimostrando un turismo vivace e sicuramente in progresso. Io mi sono appuntato dei dati dalla Regione Liguria che dice che l'inizio del 2019 ha visto nel periodo pasquale un aumento delle presenze di turisti sul territorio ligure, però malgrado tutto ciò non si può diciamo, rimanere sugli allori e quindi bisogna fare in modo che noi si raggiunga una visibilità in campo internazionale, perché ormai il turismo non è più il turismo della Lombardia, del nord Italia, dobbiamo agire su un mercato che è mondiale. Ci sono situazioni di incoming turistico nella nostra regione che fino a poco tempo fa erano impensabili. Pensiamo ai turisti che vengono dall'India, dalla Cina ormai da anni, dall'India e da altri paesi in via di sviluppo, e che, anzi già sviluppati, già ormai paesi industriali a tutti gli effetti. Quindi per fare ciò non si può essere sempre da soli, non si può parcellizzare la nostra offerta, bisogna allargarla ai nostri confinanti, quindi allargarla con i comuni di Sesti Levante, di Chiavari, di Rapallo, di Santa Margherita, Framura, cioè creare un brand che copra tutto il territorio. Questo è fondamentale, perché altrimenti da soli si arriva da poco lontano. Ecco Franchini, ma anche Castagnino, parlavate prima dell'ufficio IAT, c'è la necessità anche di un potenziamento? In questo momento come funziona? Se posso, sì, sicuramente. Innanzitutto l'ufficio IAT a nostro parere deve essere aperto tutto l'anno, assolutamente, non soltanto nei mesi estivi, e soprattutto magari con un orario più sviluppato, più organico, quindi questo è fondamentale. E poi diciamo che l'ufficio IAT dovrebbe fare un pochino da fulcro, da volano anzi, per la promozione turistica, quindi dobbiamo fare riferimento all'ufficio IAT noi come operatori, ma anche come organizzazione di fiere, di manifestazioni, cose di questo genere. Quindi abbiamo questo piccolo tesoretto che viene dall'imposta di soggiorno, cerchiamo di spenderlo in maniera che serva veramente per la promozione turistica del territorio. Una domanda che non se ne è più parlato, ma secondo me è fondamentale per le imprese turistiche, ed è la qualità dell'acqua, e quindi volevo chiedere al dottor Mangiante il suo pensiero per il depuratore. Si era parlato anni fa del depuratore comprensoriale, che noi balneari consideravamo una scelta scellerata, e volevo sapere le vostre intenzioni per il futuro a riguardo. Ci vorrebbe un'altra diretta. Lo dico veramente a spot, che io sono favorevole all'attuale progetto, quello del depuratore di Vallata, con la sua costruzione nella colmata di Chiavari, e di conseguenza aderendo a questo progetto, come avevo avuto modo anche di esprimere durante la campagna elettorale. Melandri, su questo possiamo dire qualcosa velocemente? Sì, io non sono d'accordo su questa cosa qui, nel senso che, allora, tra l'altro questo depuratore, detto così almeno, che si sa che secondo la linea di indirizzo che sta prendendo, io spero che ci sia il tempo per cambiarla, è quella che vede l'installazione di questo depuratore nella colmata a mare di Chiavari, tra l'altro una parte più a mare, quindi con nuove difese, che dal costo in bolletta tra i 10 e i 20 milioni di euro da mantenere nel tempo. Per di più, vista anche l'esperienza avuta con la recente mareggiata e con i danni ai depuratori di Santa Margherita e di Lecco, sembra davvero, almeno a mio parere, una scelta non opportuna. Noi in tempi non sospetti e da sempre abbiamo sostenuto, e io ho acquisito qualche piccola competenza, anche se non esaustiva, di un argomento molto ampio, l'opportunità invece
di una rete di depuratori di minori dimensioni che danno meno problemi, perché se si rompe un depuratore quale dovrebbe essere quello installato nella colmata di Chiavari, è un problema che il turismo se lo dimentica tutto il Tigullio. Se invece ci sono più depuratori collegati in rete, si hanno dei costi inferiori e una migliore qualità complessiva. Questo è uno dei problemi, a mio parere, fondamentale, e mi attacco a questo discorso per dire un'altra cosa importantissima, e che io sto dicendo a ripetizione. Bisogna studiare, la Regione ha queste competenze per poterlo fare, come si deve, le correnti del Golfo del Tigullio, perché da qui si capisce quali manufatti si possono fare, se si possono fare, cos'è sostenibile, cosa non lo è. Perché se noi facciamo opere importanti e poi ci accorgiamo che sono sbagliate, quando le hai fatte. Poi dobbiamo tornare indietro su situazioni che sono irrecuperabili. Lo studio è la prima cosa. Mi chiedo, per esempio, però non lo posso dire se non c'è uno studio prima, a me viene qualche dubbio che il pennello del Lido sia compatibile, visto che è una chiusura ulteriore della foce dell'entella con un equilibrio complessivo. Ma non si possono dire queste cose senza studiare. Il problema di insabbiamento è stato sollevato, esiste, c'è. Servirebbe questi sedimenti, noi abbiamo detto anche questa cosa qui all'infinito per il ripascimento spiagge e quant'altro. Visto che studiamo, possiamo trovare un modo per restituire all'entella uno sbocco che non crei più il problema dell'insabbiamento? Non si può dire così. Possono farsi ipotesi, si sono dighe sotto flutto, certamente, eccetera, eccetera. Però, visto che queste cose costano, oltretutto, lo studio costa molto meno, ma pone i presupposti perché questo possa essere realizzato nel migliore dei modi. Abbiamo sentito così due pareri, forse si nega l'occasione, naturalmente ci vorrebbe tanto tempo per parlarne, però di mettersi intorno a un tavolo e vedere un po' cosa fare. Sì, io faccio riferimento su questo tema a un approfondito studio di persone che hanno studiato e che sicuramente hanno competenze più di me per intervenire su questo aspetto, che è allegato agli atti della città metropolitana, che ricordo è l'ente di riferimento competente per la gestione dell'intero atto e di conseguenza è l'ente che assume le decisioni in questo senso. È l'atto. Esattamente, che però ovviamente lei sa si confronta con la città metropolitana e che prevedeva quindi sia uno studio di correnti sottomarine che andava al termine di questo, andava a individuare come zona ottimale quella dove è stata prevista attualmente. Quindi io faccio riferimento a quello, ho letto questo lungo e approfondito parere che poneva a confronto diverse situazioni. Questa sicuramente non è tra le più economiche, questo senz'altro, ma era quella che consideravano la migliore per diciamo tutta una serie di aspetti. Ferraresi voleva aggiungere una parola? Sì, io volevo fare ancora due domande. Uno, se è previsto un PUD, un piano urbanistico demaniale, e due, le tariffe dell'acqua. Sono ultimamente più che raddoppiate. Veramente così insostenibile. Allora, sul PUD sicuramente sì, perché voglio dire la scelta sempre dell'assessore è in quell'ambito su cui ha già lavorato e operato, e quindi senz'altro è un altro tema che affrontiamo a breve. Per quanto riguarda le tariffe dell'acqua, anche noi le subiamo e non ne andiamo ovviamente ad imporre. Queste prescindono, perché il discorso della tariffa unica è quella che purtroppo va a considerare tutti quelli che sono i costi di gestione dei vari depuratori e dei vari impianti presenti sull'intero atto, e quindi questo magari noi di class action tra gli operatori, perché sono costi veramente altissimi e ingiustificati anche, perché si vanno a debitare dei costi di consumi non fatti. Una class action dice proprio tra gli operatori. Sì, diceva. sì.
Sì, questo assolutamente. No, ma peraltro non è, diciamo, non siamo noi destinatari, almeno una volta tanto di questa azione. Visto che stiamo per chiudere, vediamo 3 domande in conclusione, veloce. Allora, la prima è più politica. Stefano da Lavagna: in merito alle elezioni comunali si parlava di novità, di svolta, ma lei sindaco è stato un consigliere per la Mondello, non mi sembra un gran cambiamento. Sono stato un consigliere circa 30 anni fa, il cambiamento io credo che poi lo valuteranno gli elettori sulla base di quello che verrà effettivamente fatto. Buonasera, volevo sapere dal neosindaco come pensa di affrontare le tasse non pagate da alcuni cittadini lavagnesi. Ammontano a svariati milioni di euro. Sì, ammontano a svariati milioni, però forse. Come i 9 milioni sono i residui attivi non esatti e quindi è una competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, come spiegavo in precedenza, per via della massa attiva. Si farà la torta dei Fieschi? La torta dei Fieschi mi auguro proprio di sì, si farà. Abbiamo già chiesto un sostegno alla Regione che deve assolutamente contribuire per cercare di arrivare dove oggi il Comune non può arrivare, ma sicuramente anche magari a partner politici quali per esempio la Lega, che ci ha sostenuto esternamente nella campagna elettorale. Contiamo assolutamente di portare le risorse necessarie perché questo evento abbia sicuramente luogo. In particolare chi si chiede in questi casi? Alla Regione Liguria? Alla Regione Liguria. Perché in questo caso la situazione economica com'è per poter arrivare alla riuscita della manifestazione? Noi abbiamo chiesto un contributo nell'ordine di un 40.000 euro per poter sostenere quelli che erano gli interventi del Comune in tempi pregressi. Sperate in una risposta entro? I tempi anche in questo caso forse estremamente rapidi. Un'ultima domanda, adesso non c'è tempo per leggerle tutte. Dal punto di vista sportivo, cosa ha intenzione di fare? Ci sono impianti abbandonati a loro stessi in condizioni pietose, anche l'aspetto sportivo. Anche l'aspetto sportivo, che invece costituisce di nuovo diciamo quella parte di destagionalizzazione, perché è possibile organizzare. Lavagna ha tantissimi impianti sportivi che è opportuno recuperare, ce n'è uno che patisce più di tutti, che è il campo sportivo della Lavagnese, il campo sportivo di calcio, che assolutamente deve essere rivisto e rivisitato nel suo manto, che ormai è giunto alla sua conclusione. Questo è un intervento che dovremo almeno per il primo anno vedere di tamponare, salvo poi intervenire più concretamente nell'esercizio futuro. Allora, facciamo un giro veloce con i nostri ospiti, una battuta così conclusiva. Intanto Melandi l'ha citata all'inizio, mancava l'aspetto anche quello delle sponde, proprio le Fiumentella, perché sono lì dal 2014. 14, esatto, sì. Lì che cosa lì dovevano partire i lavori tra marzo-aprile, secondo i commissari di quest'anno. Poi non so cosa sia successo, sembrava che tutto fosse a posto, anzi avevano addirittura iniziato a risistemare le protezioni, ma lei sa che i fondi c'erano? C'era tutto quello, non si capisce perché cosa dipende da questo intoppo. Quindi su questo forse il sindaco si potrebbe provare Questo è uno degli aspetti che sicuramente abbiamo chiesto di approfondire, anche perché esistono delle parti che sono anche abbastanza pericolose solo per tutti coloro che frequentano la sponda del fiume, che è sicuramente una delle attrattive che deve essere ripristinata al più presto. Perché se ci fosse un'altra piena, la ciclabile è persa. Poi rifarla... Castagnino, un auspicio allora per il Comune, un intervento anche che vorrebbe fosse realizzato in fretta. Intanto auguriamo al nuovo sindaco e alla sua giunta un ottimo lavoro che sarà, penso, impegnativo, però auguriamo veramente un ottimo lavoro, che possiate procedere con serenità e grande impegno, penso che ce lo mettiate sicuramente, per riportare Lavagna, diciamo, in una situazione anche quasi un po' direi psicologica per tutti i cittadini, di serenità, perché questi anni sono stati anni vissuti con un po' di difficoltà, ma anche un po' di tristezza, perché sentirci un comune commissariato nel Golfo del Tigullio, questo per noi, soprattutto perché diciamo tutti noi che magari ci impegniamo in prima persona per la nostra città, è proprio un dolore al cuore. Ferraresi, un flash anche lei?
Sì, io faccio tanti auguri al nuovo sindaco, auspico che ci sia una seria collaborazione tra le parti, che ci sia una continua confronto e delle decisioni condivise. Ecco, auspichiamo un buon senso nel raggiungere gli obiettivi. Ecco. Grazie. Ma io cosa posso dire di altro? Sicuramente noi riponiamo molta fiducia in questa amministrazione, molta fiducia nella persona del dottor Mangiante, che riteniamo è la persona giusta al momento giusto e al posto giusto. Gli facciamo tanti auguri, lo ringraziamo di aver voluto rischiare in prima persona per il comune, per il suo comune. Nei numerosi incontri che abbiamo avuto con lui prima della tornata elettorale ci siamo trovati in perfetta identità di vedute su quasi tutti gli aspetti relativi al turismo. E quindi ora ci aspettiamo che si metta in pratica quanto avevamo previsto insieme. Bene, Sindaco, allora domani torneremo a parlare di Lavagna, come ci ha detto ci sarà la presentazione della Giunta in comune, torna ad essere un comune aperto alla gente? Torna ad essere un comune aperto alla gente, finalmente a riempire quel vuoto istituzionale che, come le categorie hanno detto, chiaramente si è sentito, ha pesato anche sullo svolgimento delle loro attività. Io li ringrazio per le belle parole e soprattutto la collaborazione che noi richiederemo assolutamente. Ho detto che loro hanno costituito e costituiscono un presidio fondamentale e imprescindibile per il nostro territorio, perché da soli non si va da nessuna parte, insieme invece possiamo senz'altro costruire e cominciare a muovere questa macchina che è rimasta per troppo tempo ferma. Bene, grazie Sindaco, grazie a tutti voi per aver risposto anche alle domande. Sindaco Gian Alberto Mangiante, Roberto Franchini, Paolo Ferraresi, Loredana Castagnino e Giovanni Melandri. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e con il Direttamente Su ci troviamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.